Grazie Presidente, io sono uno di quei consiglieri che ha portato le istanze del territorio in questa materia qui all'interno delle istituzioni, ma che purtroppo non hanno avuto alcuna risposta. Per cui questa mozione è un'occasione importante, cioè proprio il merito di portare al centro del dibattito un tema così importante, anche se non condivido la mozione, non condivido questa concezione che considero in materia energetica tardo-ottocentesca. Dico che la politica non può continuare a ignorare e a violare la volontà popolare. Ciò non dovrebbe essere permesso alle società petrolifere, già in forte debito con noi sardi, e ancor meno possono permetterselo le rappresentanze di partiti politici che all'interno delle istituzioni dovrebbero portare le istanze dei cittadini, quindi garantendo il diritto costituzionale della sovranità popolare. Oggi questa mozione è inopportuna anche di fronte al no espresso dalla recente manifestazione di massa ad Arborea in occasione proprio della presentazione ufficiale del progetto Eleonora Saras, perché io il progetto lo chiamo Eleonora Saras, che prevede le trivellazioni dei nostri territori alla ricerca di una improbabile presenza del metano e la sua estrazione. Ora, l'accanimento per il metano ad Arborea e in tutti i vasti territori della Sardegna minacciati dalle trivelle è pericoloso, inutile e devastante per le comunità e l'ambiente e fa chiaramente trasparire gli interessi dei soliti notti. Presidente, succede qualcosa a sinistra, anzi a destra. Ritengo che la Sardegna abbia già onorevole dato. Zuncheddu, onorevole Diana, onorevole Mario Diana, onorevole Pittali. Litigano gli oristanesi. Prego. In questo progetto la valutazione di impatto ambientale è approssimativa ed è di parte e non è un optional, come qualche consigliere ha detto poco fa, ma è prevista rigorosamente dalla legge. Non ci sarebbe nessuna ricaduta negativa sulla salute pubblica, arrivando persino a omettere la nota pratica del fracking, e cioè il procedimento di frantumazione degli strati rocciosi per la liberazione del gas, iniettando quindi ad alta pressione fluidi che generano inevitabilmente inquinamento delle falde acquifere potabili. Quindi si tratta di disastri idrogeologici e processi di esplosione e incendi all'interno delle stesse condotte di estrazione. Questo è quello che è già successo nel mondo. Si omette totalmente l'effetto tossico e cancerogeno dell'idrogeno solforato che sprigiona da queste pratiche. Oggi si parla di metano in Sardegna con un ritardo di 40 anni, quando numerose regioni... Però, che succede, Presidente? Li mandiamo fuori. Prego, onorevole Zuncheddu, prosegua. Quindi 40 anni fa numerose regioni d'Italia si dotarono del gas metano e, caso strano, alla Sardegna veniva decisamente negato. Quindi nel pieno della cosiddetta industrializzazione dell'isola, quando il metano sarebbe stato utile e probabilmente avrebbe anche bloccato o limitato la costruzione di centrali a olio pesante, quindi con i suoi costi sia in termini finanziari che di danni per l'ambiente e per le economie tradizionali, fra l'altro già esistenti. Quindi mi riferisco a Porto Torres, a Portovesme, anche se Portovesme è arrivato un po' dopo, all'insediamento industriale della Piana di Ottana, per non parlare della Saras, che ha portato in Sardegna un po' di salari, grandi profitti alla famiglia Moratti, la corruzione e gli scandali all'interno della stessa società e politica sarda. Allora, quella modernizzazione, fra virgolette, ha distrutto le economie tradizionali dell'agroalimentare e della pesca in nome del progresso e di un modello di sviluppo che sono i noti poli industriali già rifiutati e bocciati in tutta Italia dalla metà degli anni 50. Quindi in quegli anni è utile ricordare che queste sono anche note storiche che possono tornare utili. Bisogna ricordare che una parte dell'intelligenza sarda illuminata, che faceva riferimento a movimenti sardisti e a una parte di intellettuali di origine comunista, socialista e anche democratico-cristiana,
guardarono con molto sospetto e diffidenza all'importazione di quel modello economico. E questa modernizzazione, imposta come panacea all'arretratezza storica della nostra economia, quindi una modernizzazione che avrebbe dovuto portare al superamento del cosiddetto sottosviluppo dell'isola e persino al debellamento della piaga del banditismo come retaggio di una società da estirpare. Quei sospetti purtroppo sono stati suffragati dalla storia. Abbiamo visto gli sperperi di fiumi di finanziamenti pubblici con i 2 piani di rinascita, la distruzione della nostra economia e, come ho già detto, la corruzione e gli ingenti finanziamenti statali e regionali, per non mettere in conto i disastri derivati dall'inquinamento dei luoghi e i costi in termini di salute per le popolazioni, nonché le mancate bonifiche ambientali riconosciute da tutti e ovunque come atto preliminare per la creazione di nuove opportunità di lavoro. Scusi, onorevole Zuncheddu, io mi vedo costretto a sospendere la seduta se continuiamo in questo modo. Onorevole Matteo Sanna, prenda posto, per favore, oppure vada fuori. Grazie. Presidente, litigano perché non vogliono le trivelle. Prendiamone atto. Vada avanti, onorevole Zuncheddu. Grazie, Presidente. Quindi dicevo che le bonifiche, quindi, riconosciute come atto preliminare per la creazione di nuove opportunità di lavoro e di rilancio economico per i sardi. Chiaramente chi ha inquinato deve anche pagare, questo è un dettaglio che molto spesso viene trascurato. Una parte della politica sarda, miope, non vuole prendere atto che diversi stati del Nord Africa, in particolar modo l'Algeria, non sono più disponibili a vendere il metano, accettando i prezzi di mercato imposti dalle lobby del settore e i costi di realizzazione finanziari e ambientali di questi metanodotti sempre più alti e non più appetibili. Questa consapevolezza ha fatto sì che la stessa società Galsi imponesse uno stop al progetto di almeno di 1 anno, ma già la Sonatrach che gestisce il metano in Algeria si è espressa in termini molto chiari oltre 2 anni e mezzo fa, sostenendo che difficilmente avrebbero onorato gli impegni presi a livello internazionale. Quindi, per chi l'avesse scordato, vorrei anche ricordare che la Regione Autonoma della Sardegna nella precedente finanziaria ha stanziato 150 milioni di euro a favore della società privata Galsi, rendendosi complice di un inevitabile disastro ambientale e di una servitù di passaggio certa, per definizione, tutto questo pagato con i nostri soldi. E quindi se per il semplice passaggio del tubo dorsale senza contemplare nessuna rete di distribuzione. Simili operazioni con conseguenti disastri ambientali con sperpero di denaro pubblico ricordano tanto il caso di Furtei, laddove in nome di qualche chilo d'oro e di pochi e precari posti di lavoro è stata finanziata con i soldi pubblici una multinazionale dell'oro, che ha visto come amministratore delegato niente meno che l'attuale Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. La distruzione ambientale di quei siti e il disastro dell'ecosistema causato dal mercurio è a tutt'oggi, con la sua drammaticità, di difficile valutazione e noi continuiamo a fingere di nulla. Quindi questa mozione, che a mio avviso è confusa, parla del minore inquinamento da metano senza entrare in merito ai costi attuali. Non definisce quale sia la rete primaria di distribuzione dell'idrocarburo, che mi sembra di capire che si riferisca al gasdotto Galsi, e mette insieme tutte quelle reti di distribuzione secondarie, in parte attivate in alcuni comuni, senza dichiarare che il loro approvvigionamento potrebbe essere possibile solo agganciandosi al tubo dorsale Galsi che attraversa l'isola, senza fare alcun riferimento ai costi e alle devastazioni della nuova rete di distribuzione per garantire il metano a tutti i comuni. Quindi si omette la possibilità che i comuni possano dotarsi di serbatoi propri in modo da alimentare, laddove possibile, le reti proprie approvvigionandosi del gas in altro modo, vedi il sistema delle navi gasiere, molto più economico e indipendente dalla servitù del gasdotto.
Si arriva a sostenere che le reti preesistenti per l'uso del gas propano siano compatibili con il metano e questo invece non è assolutamente vero. È proponibile solamente con il totale rifacimento degli impianti nei comuni e nelle stesse abitazioni. Per ciò che concerne le cosiddette riserve di metano presenti nel Medio Campidano e nella pianura di Oristano, ad Arborea, nessuno studio geologico e ambientale ha dimostrato prima di tutto la presenza dell'idrocarburo, ancor meno le quantità, come si dice la mozione, quantità da liberare dalla schiavitù energetica alla Sardegna. Ricordo che la stessa Saras, con le relazioni di parte, conferma la presenza di questo idrocarburo, non solo non riesce a... Grazie onorevole Zuncheddu. Lo so. Viene bloccato.